Semplici ed eleganti nel design, ma soprattutto eco-sostenibili. Il comitato organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, insieme a due leggende dello sport italiano come la campionessa olimpica Federica Pellegrini e l'icona paralimpica Francesca Porcellato, ha svelato a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto a Venezia, le medaglie ufficiali di Milano Cortina 2026, realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Nell'occasione, Federica Pellegrini ha ricordato cosa significhi combattere per la vittoria. Tutti ovviamente gli atleti che partecipano alle Olimpiadi hanno la possibilità di raggiungere comunque la medaglia olimpica, quindi stiamo parlando veramente dell'Olimpo, degli atleti, solo alcuni ci arrivano, però è proprio bello quello, la battaglia per arrivare a quel terzo, secondo e primo posto. Poi rivolge un pensiero a Federica Brignone, la campionessa di sci infortunatasi lo scorso aprile. Federica è una tigre, quindi sono sicura che starà facendo di tutto, cercando di allungare anche le giornate in termini di tempo per cercare di arrivare pronta al massimo per Milano Cortina. Io faccio un grandissimo tifo per lei e un pochino anche per tutta la spedizione femminile in queste Olimpiadi, perché comunque ci presentiamo con delle punte di diamanti incredibili. L'atleta paralimpica Francesca Porcellato ha invece sottolineato quanto sia significativo il peso effettivo delle medaglie. Da un'Olimpiade all'altra è cambiato il peso delle medaglie, all'inizio pesavano un po' di meno, da Vancouver in poi quella di Vancouver pesava 600 grammi e quando l'hanno messa al collo ho sentito come anche queste pesano così, e ho sentito il peso della medaglia e ragazzi, quando ho sentito questo peso ho detto va bene che pesino così, perché è il significato del percorso, della fatica che abbiamo fatto per riuscire ad averle, e dunque vedete anche non solo il disegno ma anche il peso ha la sua valenza, ha un suo significato.